Buon pomeriggio a tutti, sono Stefano Miotto, direttore generale di Confindustria Veneto SIAV. Con me inquadrata vedete Gabriella Bettiol, che è manager della nostra società e che ha curato in particolare la ricerca di cui andremo a parlare oggi. La ricerca è un lavoro che è stato finanziato nell'ambito delle azioni strategiche di Fondi Rigenti e dopo il direttore Massimo Sabatini, che interverrà subito dopo di me, ci spiegherà anche qual è il significato per il fondo di queste azioni. Noi devo dire siamo abbonati a questa tipologia di azioni. A noi piace molto cercare di razionalizzare quella che è la nostra attività, quelle che sono le politiche che sosteniamo, i servizi che eroghiamo, razionalizzarle attraverso appunto delle ricerche che costituiscono per noi degli importanti punti di osservazione. Questa ricerca segue un'altra ricerca che si è conclusa l'anno scorso e che riguardava due settori specifici, quella dell'aerospazio e quello dell'idrogeno. E il nostro settore, sostanzialmente la Confindustria Veneto, ha seguito fortemente e ha sostenuto fortemente la formazione di cluster regionali e allora a noi piaceva molto cercare di capire che cosa cambiasse per le aziende che si inserivano in questi nuovi cluster, neonati cluster per la nostra regione, cosa succedesse all'interno delle trasformazioni industriali, all'interno dei rapporti tra le imprese e con le imprese e con l'università e poi ovviamente, perché questo è l'interesse di Fondi Rigenti, capire tutte quelle che sono le conseguenze manageriali connesse a questo e quindi il cambiamento manageriale. Questo incontro è il secondo incontro di tre. Ci sono due incontri virtuali, uno è stato fatto poche settimane fa, uno è quello appunto attuale e questi due incontri sono online, ma è importante già, c'è un invito a tutti coloro che sono collegati a partecipare invece all'ultimo incontro, che è quello in presenza, che verrà fatto il prossimo 6 giugno presso la Fondazione QOA. Fondazione QOA che in questo diciamo, percorso c'è stata vicina un altro incontro fisico sempre collegato a questo progetto, è stato realizzato lì perché effettivamente la sfida, oltre a studiare diciamo, i cambiamenti in questi settori e i cambiamenti manageriali, la sfida è anche quella di vedere se queste cose qui si possono tradurre poi in percorsi formativi manageriali proprio per formare questi che possono essere considerati dei manager del cambiamento. Allora, questo sostanzialmente è il contesto. Oggi avremo i saluti, abbiamo una scaletta invertita, abbiamo i saluti iniziali di Massimo Sabatini, direttore generale di Fondi Vigenti, poi la ricerca verrà svolta a due voci, da un lato Gabriella Bettiol, come dicevo, che l'ha seguita, dall'altro Rino Garbellano, che ha seguito in questa ricerca tutti gli aspetti proprio connessi alle competenze manageriali, e poi abbiamo due testimoni. Ecco, in questa ricerca abbiamo più puntato a guardare proprio, a focalizzarci specificatamente sul tema delle competenze. Qui abbiamo una persona che su questo diciamo, ha sicuramente investito un po' del suo tempo, Giuseppe Caliera, caro amico che ringrazio, direttore generale della Fondazione QOA, e da un lato, e quindi che ci dirà un po' che cosa sta bollendo in pentola, anche perché c'è stata un'azione di importante rilancio della fondazione che adesso sostanzialmente ha dei numeri davvero interessanti, importanti. E dall'altra parte invece abbiamo coinvolto Lorenzo Di Lenna, che ha anche qui una duplice veste. Da un lato è giovane e quindi ci interessava vedere anche non soltanto cosa pensiamo noi di questi cambiamenti, ma come diciamo i giovani vedono, si approcciano a queste cose, anche perché sapete che in particolare per quanto riguarda il management, noi purtroppo siamo nella lista degli ultimi paesi europei per quanto riguarda l'età dei management. Però ecco, Lorenzo è anche il ricercatore della Fondazione Nord-Est e quindi tutti i temi dell'invecchiamento, tutti i temi connessi diciamo, a queste problematiche, li ha seguiti, li studia, quindi diciamo, possiamo avere un duplice punto di vista. Le conclusioni saranno affidate al Presidente di Fondi Rigenti, Marco Bodini. Io ho finito la mia introduzione, quindi con piacere passo la parola a Massimo Sabatini, che ringrazio sempre e molto per il sostegno che il Fondo ha dato alle nostre attività. Grazie. Grazie Stefano, grazie a te e buon pomeriggio a te e a tutti quanti i partecipanti a questo webinar. Fatemi prima di tutto iniziare con i ringraziamenti, quindi non solo a SIAP ma più in generale a Confindustria Veneto e a Federmanager Veneto per aver voluto questa giornata, questo pomeriggio,
così come per aver promosso il progetto che stiamo sviluppando insieme e naturalmente anche a SIAB perché lo sta realizzando. Stefano lo ricordava, SIAB è un nostro partner in questa attività, in queste attività di ricerca da diversi anni e insomma noi siamo molto contenti di lavorare con loro perché diciamo, è uno dei soggetti, vorrei dire, che meglio riesce a coniugare questo diciamo, lavoro che è un po' il senso delle iniziative strategiche che voglio spiegare in una battuta. Eh, Solo un passo indietro, il nostro è un fondo interprofessionale, quindi per nostra natura il nostro compito è quello di garantire il trasferimento e la gestione, quindi la fruibilità delle risorse che ciascun dirigente accantona per la propria formazione continua. In realtà i conti sono dei conti aziendali, una piccola quota dei contributi di ciascun lavoratore viene accantonata in questi conti aziendali e le risorse sono a disposizione di quell'impresa per fare la formazione dei suoi dirigenti. Quindi il nostro compito è fare formazione. Però, poiché i soci, cioè Confindustria e Federmanager, quando fondarono Fondi Dirigenti, immaginarono per il fondo, oramai più di 25 anni fa, un compito non soltanto di, come dire, amministratore di risorse, ma anche qualcosa di più, cioè un soggetto capace anche di aiutare la maturazione della cultura manageriale del nostro paese. Eh, Utilizziamo, quindi siamo stati autorizzati anche dal Ministero del Lavoro, che è la nostra amministrazione di sorveglianza, a utilizzare una parte di queste risorse per delle attività propedeutiche alla formazione. Una parte di queste risorse, oltre a quelle che noi utilizziamo per funzionare, diciamo così, le utilizziamo proprio per capire meglio le cose di cui ci dobbiamo occupare. A questo servono le iniziative strategiche, ad approfondire tematiche manageriali emergenti e a capire in che modo e in quale misura queste tematiche possono diventare contenuti e quindi modelli formativi che poi le imprese possono tramutare in percorsi di formazione per i propri dirigenti. Insomma, il fondo oramai fa questo lavoro da tanti anni ed è diventato un'eccellenza da questo punto di vista, grazie proprio all'interazione con i soci sul territorio e con tutti gli stakeholder, cioè tutti quelli che in qualche modo condividono con noi questo obiettivo, quindi le università, i centri di ricerca, le scuole di formazione naturalmente, che sono prima di tutto i soggetti a cui ci rivolgiamo. E naturalmente i soci, cioè chi rappresenta gli interessi delle imprese e chi rappresenta gli interessi dei dirigenti. È una realtà che cresce e che soprattutto accompagna la crescita del bisogno di formazione continua, non solo per, diciamo così, no, in generale, ma in particolare per i manager. 2024 per noi è stato l'anno record, abbiamo finanziato un numero di piani formativi superiore a 2.700 che hanno coinvolto più di 3.000 imprese e il numero record di dirigenti che abbiamo coinvolto in attività formative. 14.000 dirigenti sono stati formati grazie alle risorse che il fondo mette a disposizione. Eh, una parte importante della formazione è stata finanziata, come dicevo, da parte dei conti aziendali, ma una parte importante viene finanziata tramite gli avvisi, che altro non sono se non la modalità con la quale noi rimettiamo di nuovo a disposizione della formazione tutte le risorse che non sono utilizzate dalle imprese per la realizzazione dell'attività per i propri dirigenti. Tutto quello che, passatemi il termine, avanza noi lo rimettiamo a disposizione di tutte le imprese e in particolare di quelle che accantonano poche risorse in virtù del fatto che hanno pochi dirigenti in servizio e le mettiamo a disposizione affinché la formazione si orienti su tematiche nuove, su tematiche emergenti e su cui il fabbisogno è crescente.
Per questo è il fondo a scegliere le tematiche degli avvisi ed è il modo che noi utilizziamo per mettere a frutto tutto il lavoro che si fa con queste iniziative strategiche per far crescere la formazione manageriale, farla esercitare su temi nuovi e far crescere le competenze dei lavoratori, dei dirigenti, quindi, su queste competenze. Dunque, questo processo è un processo che io definisco di co-creazione di contenuti, perché grazie a questi progetti di approfondimento, noi che cosa facciamo? Coinvolgiamo i dirigenti, ma ci facciamo aiutare da loro a fare emergere i contenuti dell'attività formativa che dovrà essere, anche alla luce di quello che sta succedendo in questo momento nelle imprese. Per questo è il motivo per cui io inizio sempre o chiudo questi webinar ringraziando davvero i partecipanti alle nostre iniziative, perché diciamo, partecipando alle iniziative strategiche danno direttamente un contributo alla crescita della cultura manageriale di questo Paese. Su questa iniziativa strategica non mi soffermo perché lo farà molto meglio di me Gabriella subito dopo di me, però devo dire che ha un tema che da subito ci ha interessato perché si va a posizionare in quello che in questo momento è l'incrocio probabilmente decisivo, cioè l'incrocio fra la rivoluzione tecnologica e il cambiamento legato alle persone. Fa molto piacere che una delle voci che ascolteremo più avanti sono tutte quante preziose, ma insomma ce ne sono due che si occupano, uno appunto della formazione diciamo manageriale, l'altro in particolare dei giovani dirigenti e quindi del rinnovamento della base manageriale. Quindi sono due voci che in questo momento sono particolarmente preziose. Non sto qui a raccontare perché, ma un dato su tutti ce lo spiega. La dinamica demografica del nostro paese farà in modo che nei prossimi anni il capitale umano, cioè le persone, saranno la principale materia prima delle nostre imprese. Dunque, avere la capacità di intercettare le traiettorie di competenze che queste figure dovranno avere e potranno avere nel futuro significa occuparsi in presa diretta della competitività delle nostre imprese. Dunque, davvero grazie a SIAB e a tutti i partecipanti, in particolare ai relatori che oggi con noi approfondiranno questo tema, perché diciamo, posso già dirvi che grazie anche a questo lavoro noi avremo modo di fare degli avvisi più ricchi, più approfonditi, più diciamo così, meditati e sicuramente più efficaci a beneficio delle nostre imprese e dei nostri dirigenti. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie mille Massimo, come sempre hai fatto un quadro estremamente ampio, ma anche spiegando bene il senso di queste cose. È esattamente il senso anche per noi. E devo dire che noi l'obiettivo che abbiamo è proprio quello di mettere insieme sostanzialmente quelle che sono politiche e poi con quelli che sono sostanzialmente i cambiamenti manageriali. E qua ce n'è quanti ne vogliamo. Allora, li ascoltiamo direttamente e ascoltiamo un po' gli esiti di questa ricerca e parlando però in particolare appunto qui soffermandoci, focalizzandoci su tutto il tema delle competenze del management. Quindi passo e ringrazio ancora la parola a Gabriella prima e a Rino Garbellano poi. Prego. Grazie mille a Fondi Dirigenti innanzitutto che ci fa studiare. Io tenderò di andare molto veloce per lasciare poi spazio ai testimoni, no? Perché ci sembra interessante oggi avere anche dei feedback diversi da quelli che sono stati i costruttori della ricerca. Allora, la ricerca poggia su tre grandi temi. Uno dell'analisi, nel senso che capire perché ci siano ancora molti differenziali, sia da un punto di vista competitivo, sia da un punto di vista a livello europeo, ma anche italiano e anche veneto, che riguarda i processi di innovazione. Abbiamo trovato estremamente preciso il rapporto di Mario, il capitolo sull'innovazione del rapporto sulla competitività di Mario Draghi e l'abbiamo utilizzato in pieno. Perché?
perché appunto lui mette esattamente il dito nella piaga, no? E quindi dice, soprattutto in Europa, il differenziale di investimento intanto è molto inferiore ad altre due grandi potenze come gli Stati Uniti e la Cina, però attenzione che ci sono anche dei cicli, diciamo così, dei cicli di vita perché diciamo, l'esplorazione, la ricerca, la conoscenza poi arrivi ad innovazione effettiva, innovazione che si traduce ovviamente per quanto ci riguarda noi sul rinforzo del settore industriale ed in particolare quello della manifattura avanzata. Qui appunto individua anche le cause, sappiamo dell'atavico problema della connessione università-impresa e su questo ci siamo soffermati parecchio, però arriva anche a due tematiche che noi abbiamo cercato di indagare meglio per quanto riguarda il nostro territorio e quindi quelle che sono le competenze manageriali che noi dovremo assolutamente aiutare ad evolvere e dall'altro lato anche la parte dell'apprendimento degli adulti. Noi sappiamo che su questi temi abbiamo lavorato moltissimo negli anni passati, anche insieme alla Fondazione QOA, e con il professor Garbellano abbiamo cercato di declinare le competenze che possono essere utili guardando in avanti, ma oggi volevamo soprattutto focalizzarsi sul tema anche di nuovi modelli della formazione. Perché? Perché abbiamo lavorato molto, no? Negli anni passati sulla formazione in intervento, sull'action learning, sul blended learning, eccetera. Adesso bisogna andare ancora avanti e forse la piccola sperimentazione che abbiamo fatto in questa ricerca che riguarda il laboratorio manageriale ci dà due indicazioni. Uno, che bisogna mettere lì i temi emergenti. Dall'altro lato bisogna saper coinvolgere i partecipanti, i manager, con nuova strumentazione e nuove modalità di coinvolgimento. E così vediamo che poi anche i risultati del cosiddetto vecchio apprendimento ci sembra che possa avvenire in maniera molto efficace e anche in tempi molto ridotti rispetto, diciamo, agli approcci tradizionali. Ovviamente stiamo affrontando tutti questi temi dell'innovazione su un momento particolarmente, diciamo, particolare, no? Che riguarda i cambiamenti geopolitici, ma su questo non mi soffermo. E lo stesso ufficio statistico della Regione Veneto, che ogni anno produce un report fatto molto molto bene, mette in luce alcune diciamo anche qui alcuni motivi di questo differenziale competitivo riguardo all'innovazione, segnalando che il PIL del Veneto purtroppo non è proprio brillante rispetto ad altre regioni, no? Quali la Lombardia, il Friuli, il Lazio e il Piemonte e soprattutto, ma questo è un fattore molto indicativo, alla concorrenza, alla formazione del PIL concorrono diciamo, le retribuzioni dei lavoratori, diciamo di chi lavora, che è inferiore alla media nazionale. Cosa vuol dire questo dal punto di vista nostro? Che ancora abbiamo una manifattura nel settore industriale che è molto operativo e quindi anche diciamo così, la carenza di figure diciamo manageriali elevate o comunque la concorrenza anche di figure che apportino saperi scientifici che ovviamente richiedono anche retribuzioni più alte, non sono a livello di altre regioni o altre parti d'Italia. Tant'è che appunto anche il livello di investimenti, vedete, in Veneto è inferiore a quello della Lombardia e dell'Emilia Romagna, quindi c'è parecchio da fare. C'è ovviamente la questione dimensionale che concorre a questo e poi abbiamo esaminato quello che può essere poi la concorrenza delle start-up e delle spin-off per poter colmare, no, quel divario, diciamo, storico che c'è di difficoltà
dell'università di andare verso l'impresa e viceversa. Purtroppo quello che abbiamo scoperto è, abbiamo lasciato da parte le start-up e abbiamo guardato specificamente gli spin-off, perché negli spin-off c'è la responsabilità dell'università, perché il legale rappresentante deve essere di emanazione universitaria e purtroppo abbiamo scoperto che sono veramente molto pochi. Dei 61 abbiamo preso il campione di Padova che ha circa 80 spin-off e dei 61 spin-off che abbiamo analizzato soltanto 24 hanno qualcosa da trasferire direttamente alla manifattura avanzata. Quindi, perché appunto molti lavorano sul medicale, su altri settori, eccetera, quindi c'è parecchio da fare. Io mi fermerei qui, vi ho lanciato soltanto alcune così indicazioni che poi trovate espresse in maniera più esaustiva nella ricerca e lascerei la parola al professor Garbellano per quanto riguarda poi specificamente il tema delle competenze e della formazione. Grazie mille Gabriella. Allora, anch'io sarò molto rapido e volevo invitare Sara a condividere la mia presentazione. Ecco, soltanto Sara, si può condividere la presentazione per cortesia? Ecco qua, grazie. Allora, andiamo subito alla prima slide, così. Mi sembra che proprio l'introduzione no, svolta dalla dottoressa Bettioli ci traccia una indicazione su cui vale la pena soffermarci almeno per qualche istante. Beh, nonostante le difficoltà, le imprese stanno cambiando, in particolare le imprese innovative stanno cambiando. In che senso? Beh, stanno andando proprio perché fare innovazione richiede l'apertura verso nuovi soggetti, dai fornitori di nuove tecnologie all'università, ai centri di ricerca, start-up e così via. Abbiamo da un lato, no, l'apertura, quindi la crescente rilevanza delle relazioni con quel sistema di partnership che oggi vanno sempre più configurandosi come ecosistemi dell'innovazione e della conoscenza, però dall'altra vediamo anche che magari forse qui è anche interessante questo spunto, nonostante forse sono maggiori le difficoltà interne, no? Anche qui si sente la necessità all'interno delle aziende di migliorare il sistema delle relazioni, ad esempio, tra le diverse funzioni aziendali. Ecco perché? Perché proprio fare innovazione vuol dire proprio avere dei processi, no? Così snelli, fluidi, veloci. Questo da un lato richiede una coerenza di comportamenti all'interno di tutte le realtà aziendali, all'interno di tutte le unità aziendali, ma anche richiede proprio questo senso di capacità di attrarre l'interesse di fornitori di nuove tecnologie, conoscenze e così via, proprio per poter acquisire le conoscenze le nuove conoscenze di cui le aziende oggi necessitano. Allora stanno nascendo anche nuove figure manageriali per gestire queste relazioni, per gestire questi processi. E noi le abbiamo definite in senso generale, sono i manager dell'innovazione. Quindi inviterei Sara ad andare direttamente alla terza slide, no? Sono manager dell'innovazione, anche se poi in realtà nelle aziende hanno diversi nomi, hanno diversi titoli, da responsabili delle tecnologie, responsabili di ricerca e sviluppo, project manager, a volte sono gli stessi imprenditori. E quello che è interessante è proprio questo emergere di questi ruoli, quei quattro ruoli del management dell'innovazione, perché da un lato, no, sono manager di aziende, quindi sono responsabili di unità organizzative, di persone, di risorse e devono gestire il presente, no? La realtà corrente, ma allo stesso tempo devono gestire una serie di relazioni con l'esterno, di cui si parlava prima con appunto anche Gabriella, è quello che caratterizza, no, le relazioni
con l'esterno e che maggiormente sono rivolte verso il futuro dell'azienda, quindi verso i futuri business, i futuri prodotti, le future linee di business, futuri mercati, futuri clienti. E quello che è interessante è proprio che qui questi manager devono avere la capacità di mettere insieme tutti questi quattro aspetti: interno con il presente, l'aspetto esterno delle relazioni con i soggetti e quello che riguarda con il futuro. E già questa è una bella sfida. E se vogliamo ancora specificare un po' meglio, no, il ruolo dei manager, questi manager dell'innovazione sempre più si configurano come connettori e catalizzatori dell'innovazione, cioè facilitano e rendono possibile, questo è molto interessante, l'aggregazione e l'integrazione delle nuove conoscenze all'interno delle imprese. E allora, ma che cosa vuol dire essere connettori? Che cosa vuol dire essere catalizzatori, catalizzatori di nuova conoscenza? Beh, questo in termini di profilo di competenze ha un impatto veramente significativo. Allora, se andiamo nella pagina, nella slide successiva, ci sono almeno due linee di indirizzo su cui il management dell'innovazione si stanno muovendo. Da un lato occorre aumentare, cioè competenze multidisciplinari, bisogna fare uno sforzo, no? Per acquisire nuove discipline. Soprattutto, e questo è importante proprio perché i processi sono sempre più collegati, devono essere sempre più connessi tra di loro, saper integrare ambiti disciplinari diversi. Ecco, quindi direi che soprattutto questo aspetto della interdisciplinarità, cioè questo di saper creare connessioni non soltanto tra saperi, competenze, ma anche tra processi gestionali e processi operativi, mi sembra che sia una tendenza, una necessità che è emersa anche, ripeto, nei nostri incontri, sia in laboratorio, ma poi anche facendo le interviste con i 15 manager veneti. Allora, se andiamo nella slide successiva, no, abbiamo provato ad individuare anche qui, ragionare non tanto da un punto di vista delle singole competenze, ma ragionare in termini di cluster di competenze. Perché abbiamo visto come se vogliamo, se le imprese e se i manager vogliono essere pionieri dell'innovazione, quindi sono proiettati al futuro, no? Devono avere un insieme di conoscenze, no? Che possono andare, come si diceva prima, dagli aspetti di conoscere le dinamiche geopolitiche, vuol dire progettare, implementare strategie di open innovation, vuol dire anche avere la capacità, no? Di creare nuove connessioni con nuove realtà, no? Dall'altra, no, come, riprendendo proprio su quello che è un altro cluster significativo e di cui abbiamo visto come diverse aziende molte aziende in particolare in Veneto, stanno lavorando proprio l'acquisizione di nuove conoscenze, no? Anche qui con le start-up, con le università, i fornitori di tecnologie, dove già, no, li abbiamo definiti innovatori proprio perché c'è una maggiore, come dire, c'è una maggiore vicinanza ai business, sono già, proprio perché si parla di trasferimento, vuol dire già avere un certo grado di formalizzazione, no, delle conoscenze stesse. Però anche qui, come si diceva prima, l'importanza delle connessioni. Per essere innovatori, per essere pionieri, però dobbiamo anche rendere omogeneo, no, il sistema organizzativo interno, quindi dobbiamo avere altre tipologie di competenze. Bisogna avere competenze di change management, capacità di gestire progetti in modo rapido e in modo snello. Ecco qui anche qui il discorso delle metodologie che esce fuori. E lo stesso discorso, no, vale anche qui l'importanza di avere, no, nuovi processi, di creare, di progettare, implementare nuovi processi e nuove metodologie, no, che riguardano il prodotto, i prodotti, la gestione dei clienti, la customer experience, quindi l'esperienza dei clienti. Quindi quello che noi stiamo vedendo è proprio un sistema, no, di
cluster di nuove competenze che si stanno creando. E se andiamo nella slide successiva, ci siamo resi conto che non basta lavorare su queste competenze tecnico-professionali, ma poi bisogna anche lavorare su un'altra tipologia di cluster che sono quelle soft skill che che definiamo soft skill trasformazionali, quindi che bisogna avere la capacità di gestire le persone, di guidarle, di motivarle e premiarle. Questo sarà molto interessante, no? Vedere le difficoltà di come guidare, come motivare e premiare no, le persone in questi contesti con l'intervento successivo. Ma poi, ma poi bisogna anche avere la capacità di cambiare. Se cambia il contesto, se cambia il modo di fare impresa, probabilmente anche il management no, deve fare una riflessione su se stesso per migliorare, perfezionare, talvolta cambiare le capacità e le qualità personali. E ci sono poi due cose che sono anche altri aspetti, due soft skill che sono venute fuori, come si parla tantissimo di nuove tecnologie, beh, allora bisogna incorporare, no, come si diceva qualche istante fa, le nuove tecnologie nei processi, però no, eh, oggi ormai se ne parlano, anche gli ultimi interventi del nuovo Papa ne fanno esplicito riferimento, l'importanza dell'etica. Allora, anche su questi aspetti occorre fare una riflessione. E ancora, no, per completare il quadro, questo è valido soprattutto per le piccole e medie imprese, bisogna avere la capacità di creare e gestire relazioni con il territorio, perché soprattutto ripeto, per le aziende di piccola e media dimensione, la capacità di creare relazioni proficue con tutto il sistema di stakeholder, dalla pubblica amministrazione alle scuole, alle università, ai centri di ricerca, sono effettivamente condizioni per poter crescere e così via. Allora, in questo nuovo quadro, come cambia la formazione? Beh, la formazione a questo punto, Sara, se per cortesia può andare nella slide, la saltiamo questa, no? Ecco, beh, se parliamo di competenze trasformazionali, di soft skill trasformazionali, allora che cosa esce fuori? Esce fuori che anche la formazione deve cambiare, una formazione per sintetizzare, per avere un'espressione che sintetizza quanto si diceva prima, una formazione per un apprendimento trasformativo. Promuovere un cambiamento di prospettiva, se volete, se vogliamo, possiamo anche utilizzare un altro termine, proprio il cambiamento di paradigma. Ecco, perché cambiare il paradigma? Per tutta una serie di aspetti, che qui vado veramente velocissimo, trasformare le tecnologie emergenti in strumenti di sviluppo e crescita delle organizzazioni e delle persone. Ecco, questo mi sembra un aspetto di grande rilevanza, vedere quelle opportunità che le nuove tecnologie presentano proprio per far crescere no, le organizzazioni e le singole persone, dal management e tutti i dipendenti. E questo è possibile no, quando il management comprende no, l'importanza di entrare, di sviluppare, di partecipare no, alle reti di connessione che sono così importanti no, nel fare innovazione. Sono reti, come dicevo prima, sia all'interno delle organizzazioni, quindi tra le diverse unità organizzative, ma anche tra le diverse organizzazioni e così via. Ecco, a me piace molto la frase successiva: senza un sistema efficace e aperto di connessioni, anche il miglior talento rischia di rimanere inespresso. Questo lo trovo veramente significativo, perché i talenti per poter sia prima per entrare nelle imprese, ma poi soprattutto per poter esprimere il loro potenziale, no? Devono entrare in rapporto, in relazione non soltanto con la realtà, con i colleghi che lavorano all'interno delle aziende, no? Ma devono anche avere la capacità di avere relazioni professionali no? Proprio con tutti i soggetti di cui si diceva prima, con tutti i soggetti degli ecosistemi. Ecco allora come se vogliamo iniziare a
a ragionare, no, in questi termini, ecco, proprio quello che abbiamo fatto, no, è proprio questo tentativo di creare, no, maggiori connessioni tra gli imprenditori e manager veneti, proprio nel saper agire negli ecosistemi in un'ottica vincente, win-win. Ecco allora che se andiamo nella slide successiva, no? È interessante citare un'azienda che abbiamo, su cui poi nel rapporto diciamo, abbiamo dedicato dello spazio. Ecco, pensate a una cosa molto bella, Serial Dogs, che è un'azienda vicentina, quindi non lontana dal COA, che è il leader industriale attivo nella prima trasformazione agroalimentare con oltre 1 miliardo di fatturato, quindi sono aziende significative, ha ristrutturato, ha cambiato proprio per venire incontro alle nuove esigenze dell'innovazione, ai nuovi flussi di innovazione, ha ristrutturato la Mantegna Academy, anche il nome Mantegna Academy è significativo, e in questo processo eh, di trasformazione della formazione, vedete che ha proprio creato una iniziativa basata sulla relazione tra management e arte, no? Questo perché? Perché proprio è stata progettata come un luogo di aggregazione in cui si condividono idee, contenuti e progetti. Quindi le Academy diventano non soltanto il luogo della formazione tecnica e manageriale, ma diventano il luogo dell'apertura, no, dell'aggregazione. È proprio l'espressione adoperata da questa azienda a me è piaciuta molto, no? Menti colorate. E quindi proprio passare da mentalità, da culture monocrome, quindi aziende ad un solo colore, no? Ad aziende in cui c'è una pluralità di colori, e quello che è bello anche qui nella slide, abbiamo provato a sintetizzarla, però con un certo ordine, con le relazioni, con proporzionalità. Ecco, proprio questo, e anche le linee nere no, segnano proprio queste connessioni. Ecco, avere nelle aziende queste menti colorate mi sembra una bella metafora su cui vale la pena di tornare, di riflettere e approfondire. Ecco, se andiamo avanti nella slide, no? E come ti dicevo prima, è proprio questo aspetto dell'innovazione di prodotti, di processi e modelli di business, ecco, attraverso la partecipazione e la collaborazione negli ecosistemi della nuova conoscenza, ma anche, ripeto, rispetto alla, come si diceva prima, con la valorizzazione delle persone che siano, sia che siano presenti in azienda, perché i talenti sono importanti, ma dobbiamo anche ricordare quel capitale di esperienza e di conoscenza che è già presente in azienda e di persone che lavorano da molti anni. Ecco, creare sinergie, creare buone relazioni tra i giovani talenti e talenti senior mi sembra anche questa una grande sfida su cui vale la pena di tornare. Ecco, un'ultima slide, ecco, sì, poi ecco, abbiamo così ideato un percorso di formazione che si basa fondamentalmente su 6 moduli. Ecco, il primo è creare il futuro, no? E quindi pensare il futuro, pensare in un modo strategico, fare innovazione strategica, e poi abbiamo individuato altri 5 moduli che volutamente abbiamo così scelto di iniziare come titolo del modulo leading, cioè guidare, no? Essere avanti, essere i primi. Ecco, guidare negli ecosistemi, gestire, guidare l'ingresso, l'introduzione delle nuove tecnologie, guidare i processi di cambiamento organizzativo, guidare il nuovo modo di gestire le persone e i team, perché i team diventano sempre più multidisciplinari, sempre più a composizione variabile, sempre più con team in cui ci sono di diverse organizzazioni, e poi ancora una volta leading self, cioè la gestione nostra, la gestione dei single management, proprio perché a fronte di tanti cambiamenti, no, occorre sviluppare il pensiero critico verso se stessi e verso gli altri, la capacità di gestire lo stress, la capacità di gestire i conflitti, ad esempio, in modo profittevole e così via. Ecco, l'ultima proprio slide, ma già si diceva prima, e devo dire una certa coerenza con tutta la storia, no? La storia della SIAV, ecco, fare formazione nelle imprese, con le imprese,
e quindi lavorare scuole di management, ma anche sentire la voce di chi ha già realizzato ho già avviato questi processi di cambiamento. Ecco, questa è proprio una frase, un brano della nostra ricerca su cui proprio si vuole mettere in evidenza l'importanza del coinvolgimento delle aziende del territorio anche nei processi di formazione che riguardano non soltanto il proprio management, ma il management delle imprese presenti nel territorio, perché questo per noi è un elemento di ricchezza reciproco e quindi è un valore aggiunto che soprattutto nel Veneto assume grande rilevanza. Ecco, poi naturalmente rinvio tutto alla lettura per gli interessati del rapporto e siamo disponibilissimi naturalmente per qualsiasi altra informazione. Sì, Grazie mille Rino, grazie mille Gabriella, grazie. mi sembra che abbiate ben rappresentato, ben sintetizzato questa ricerca, ma l'invito del professor Garbellano è assolutamente corretto perché è una ricerca molto ricca, è piena di spunti, quindi vale la pena di darci un'occhiata. Allora, a proposito di spunti, direi che possiamo cominciare con quello che ci dice il dottor Caldiera, direttore generale Fondazione Coa, un caro amico con cui lavoriamo da tanto. Giuseppe, cosa sta succedendo a questa formazione manageriale vista da un po' il centro, almeno in questa regione, di questa formazione? Grazie. Certo. Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie Stefano, grazie Gabriella e grazie al professor Garbellano perché ha messo in evidenza anche molte delle cose su cui noi ovviamente stiamo lavorando, che è un po' il senso anche dell'evoluzione, del mutamento che stiamo avendo. Permettetemi però di fare, come direbbero i francesi, un peu d'histoire, no? Per capire come nasce e perché nasce la formazione manageriale in Italia. Intanto nasce negli anni 50, dopo la guerra e nel dopoguerra, soprattutto col contributo degli Stati Uniti, che allora vedevano nell'Europa occidentale un punto di riferimento molto importante, anche un'ottica ovviamente di contrapposizione tra modelli economici e politici diversi, però un investimento non solo nella ricostruzione industriale, ma anche nella creazione di una adeguata e moderna classe dirigente. E c'è l'esperienza, la prima vera business school in Italia, nasce nel 1952 a Torino grazie a Valletta e Olivetti, i capi di due grandi imprese italiane che videro, soprattutto perché il modello allora fu di importare direttamente il modello dalla Harvard Business School, vi dice niente questa scuola, no, che è ritornata l'attenzione proprio, ahimè, in questi momenti, ma è parte della storia anche del successo dell'industria e dell'evoluzione anche americana, venne importato a Torino soprattutto contenuti, metodi, docenti e venne creato le prime classi di manager formati in questa maniera. Ovviamente l'esperienza del PSOA dura una decina d'anni fino all'inizio del 60, perché in realtà quello che si creava erano un po', perdonatemi la battuta, dei marziani, cioè delle persone che avevano così delle visioni, delle competenze, degli strumenti molto più evoluti rispetto alla realtà aziendale di allora. Però sicuramente fecondarono, diventarono consulenti, docenti universitari ed altro, e portarono una forte innovazione anche nei contenuti e nelle metodologie che hanno contribuito alla crescita del nostro sistema imprenditoriale e della formazione manageriale. Dopo l'esperienza del 52 di PSOA, c'è quella dell'ISIDE di Palermo nel 56 e nel 57 viene fondato il CUOA, con ottica però e una modalità diversa. Furono degli attori istituzionali che furono imprenditoriali, camere di commercio, province, associazioni industriali, alcune grandi imprese. Lino Zanussi fu uno dei promotori del CUOA, in quello che allora era definito il Triveneto, che andava da Trento, Bolzano, Udine, Trieste, che in quel momento, anni 50, stava passando da una trasformazione da un'economia agricola ad un'economia manifatturiera, la creazione e la nascita di piccole e medie imprese, una imprenditorialità diffusa e l'esigenza soprattutto
nella visione di questi attori istituzionali ed economici, di accompagnare questo sviluppo che poi dette luogo a quello che fu chiamato anche il miracolo del Nord-Est, con tutti quanti i suoi limiti ma anche le sue eccellenze, e fu nell'intuizione quella di dire noi dobbiamo accompagnare questo sviluppo anche con una adeguata classe dirigente e quindi competenze. Nacque QUOA, Centro Universitario di Organizzazione Aziendale, inserito all'interno della Facoltà di Ingegneria di Padova, che fu la nostra alma mater. Perché ingegneria? Perché in una logica molto manifatturiera l'ingegnere era il naturale capofabbrica, ma doveva unire alle sue competenze tecnico-specialistiche anche competenza di natura manageriale, organizzativa, economico-finanziaria, commerciale, gestione delle risorse umane e così via. Cioè un approccio sistemico all'azienda e quindi avere la possibilità di avere di fronte a sé la mappa di tutte quante le espressioni, le funzioni, i processi aziendali e governarli. Ecco, su quella base sono passati 68 anni dalla nascita del QUOA nel 1957, beh, insomma, di evoluzione ce n'è stata, però resta sempre questa esigenza forte. Il nostro contributo deve essere quello ad una sempre maggiore crescita dei nostri territori. Quella è la restituzione. Attraverso che cosa? Attraverso l'emissione di competenze nuove, adeguate, aggiornate, differenziate, che noi facciamo su tutti i nostri target, perché noi formiamo giovani, neolaureati, che le aziende apprezzano perché poi passano ad una formazione teorica che dà l'università ad una un po' più operativa attraverso la frequenza dei nostri master full time, ma anche attraverso tutta quanta una serie di attività formative, attraverso degli MBA piuttosto che di corsi executive, rivolti a manager, a professional e a imprenditori. Noi in particolare, come uno dei nostri aspetti distintivi, lavoriamo molto anche sulla formazione degli imprenditori e gli imprenditori hanno capito che c'è bisogno anche di rimettere in discussione le proprie anche competenze, le proprie visioni, la propria visione anche strategica. Ecco, quello che posso dire poi sulla evoluzione è che sicuramente oggi i temi sono quelli dell'intelligenza artificiale, in cui noi cerchiamo di entrare con una attenzione che non è solo tecnica o tecnologica, ma anche e soprattutto di salto culturale. Oggi l'intelligenza artificiale deve essere governata, non subita, e per essere governata bisogna che sia compresa nella sua maniera migliore. Però c'è bisogno di un cambio anche di mindset, anche di una visione diversa, di una capacità di interpretare anche queste nuove tecnologie, perché in realtà anche l'intelligenza artificiale entra sempre in questa rivoluzione, evoluzione digitale, perché di fatto è questo, ma in realtà la riflessione che noi dobbiamo fare è come riuscire a svolgere i nostri lavori in maniera più efficiente, più efficace, più capace di vedere e di utilizzare anche queste tecnologie. Ovviamente poi tutti i temi della sostenibilità di cui diventa ormai fondamentale, ma l'altra attenzione che finalmente, dal nostro punto di vista, perché QUOA ha sempre dedicato grande attenzione a questo, c'è tutto il tema delle soft skills, cioè tutte quelle abilità relazionali, quelle competenze relazionali che oggi sono ancora più fondamentali in una trasformazione delle nostre organizzazioni, finalmente che diventano sempre più human-centric. Se l'attenzione oggi finalmente viene dedicata alle persone che lavorano in una organizzazione, beh, lavorare anche sulla capacità relazionale diventa fondamentale, perché oggi è questo uno degli aspetti che, sempre dal nostro osservatorio, le aziende stanno interpretando in maniera molto interessante. Prima veniva citato l'esperienza dell'Academy di Cereal Dogs, che è un nostro, tra l'altro, affezionato socio sostenitore, con cui stiamo lavorando da tempo, ma che finalmente le aziende stanno scoprendo che dedicare una particolare attenzione alla formazione manageriale, non solo dei propri high potential, ma anche delle proprie persone, dei senior, che devono comunque essere continuamente aggiornati, rafforzati, diversificati nelle proprie competenze, è una delle cose importanti
e sempre dal nostro osservatorio stiamo vedendo che cresce in maniera molto elevata anche questa consapevolezza delle nostre organizzazioni. Le aziende sempre di più stanno vedendo la formazione non come un fatto strumentale, ma come un fatto strategico. Fa parte, tra l'altro, anche della loro capacità di attrarre talenti, di trattenere i propri talenti, ma soprattutto di creare quella condivisione, quella partecipazione, perché oggi un altro dei temi che emerge è quello del purpose, no, lo scopo. Oggi le organizzazioni non si devono dotare solo di una missione, di una visione, ma anche capire il loro senso e il loro significato. E tanto più anche le persone che operano all'interno di queste organizzazioni partecipano e capiscono anche il loro senso, il significato del loro lavoro, della loro partecipazione, diventa ancora di più importante per le nostre organizzazioni. Poi ovviamente uno degli aspetti, visto che il tema è quello dell'evoluzione della formazione manageriale in Veneto, chiaramente poi ci sono anche come noi stiamo affrontando anche la formazione. Ovviamente il Covid ci ha sdoganato tutto il tema dell'online, però attenzione, nella formazione manageriale l'online è visto sempre con grande discrezione, nel senso che aiuta, sicuramente rende più agile certi percorsi, però da noi c'è sempre una forte richiesta di una formazione in presenza, perché uno dei valori della formazione manageriale è anche non solo dell'organizzazione, non solo dei docenti, ma anche del valore dei partecipanti, nello scambio di esperienze, di competenze, di visioni, di idee, di relazioni dei partecipanti, è un altro dei grandi valori aggiunti che i percorsi formativi di natura manageriale e imprenditoriale hanno. Per cui noi favoriamo anche attraverso un'altra attività, che è quella dei networking. Sempre di più lo partiamo dai nostri alunni, ad esempio, ma anche col networking che noi abbiamo dei nostri soci sostenitori, sono arrivati a 195, un numero veramente importante di aziende e organizzazioni che vedono nel QO un punto di riferimento e per loro noi creiamo appunto tutta una serie di momenti di condivisione e di scambio, perché questo viene visto come un valore molto importante. Per cui questo è un po'. L'altro tema poi è quello della flessibilità. Oggi i percorsi formativi devono essere anche flessibili. Prima ho visto anche la presentazione di quel percorso formativo e con la modularità, la flessibilità, il fatto di avere una modalità anche blended di fare, ma soprattutto la possibilità, come un gioco del Lego, no, di impilare dei mattoncini dati dai singoli moduli nella creazione anche di percorsi più personalizzati, diventa anche uno degli aspetti che viene riconosciuto come importante e interessante. Quindi partire non solo da una formazione standard, sicuramente, ma anche da una formazione sempre più personalizzata. Ecco, questo è un po' quello che emerge proprio per rimanere nei tempi che ci siamo dati, che può essere messo in evidenza. Certo che le cose da fare sono ancora molte, ma soprattutto quello che con la crescita delle competenze delle nostre persone che sono fatte, e questo dà merito anche di istituzioni come Fondi Rigenti, che distribuisce anche dei fondi proprio per la formazione, io credo che proprio l'aumento delle competenze sia uno dei fattori di più importanza per lo sviluppo del nostro sistema e del nostro Paese. Grazie. Grazie a te Giuseppe. Io mi porto a casa, perché insomma che ci vediamo abbastanza spesso, ma un tema che io, le varie cose, ho condiviso tutto quello che hai detto, ma il tema del networking, secondo me è un tema importantissimo, perché in questo momento in cui stiamo vedendo una trasformazione, no, di intere filiere, che sta insomma, che sta interessando tutta la nostra regione, allora il fatto di organizzare dei momenti di networking in cui far capire
o o capire che cosa hanno fatto gli altri, poi in un territorio in cui l'emulazione tra imprenditori, diciamo, è un po' la parola d'ordine, è fondamentale. Essendo tanti piccoli, riuscire a capire come hanno fatto quelli che ce l'hanno fatta, ma qui è importantissimo. Così come appunto la modularità della formazione, il fatto che la formazione sia in realtà un fattore di attrazione, no? per le imprese e ovviamente per i talenti. Questi sono tutti elementi che hai evidenziato e che ritengo molto interessanti, quindi grazie molte. Ci vediamo il 6 di giugno, sempre da te e sempre con finalmente di persona, ecco, perché questa è l'altra cosa in importante. presenza, che è fondamentale. Assolutamente. Grazie mille, Giuseppe. Grazie. Grazie a voi. Allora, la palla adesso è in un passaggio generazionale virtuale passa a Lorenzo Di Lenna. E grazie Lorenzo, Fondazione Nord-Est. E come dicevo in introduzione, Lorenzo e la Fondazione Nord-Est hanno da tempo focalizzato il tema dei giovani, dei talenti, della perdita dei talenti, di come attrarli e tutti questi aspetti. Quindi diciamo, Lorenzo, essendo giovane, può parlare con il suo doppio cappello. Prego, a te Lorenzo. Grazie mille direttore. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, grazie dell'invito. Ecco, io cercherò, anche col sostegno di qualche slide, di aggiungere qualche dato, qualche informazione ai temi giustissimi, correttissimi e importantissimi, già introdotti dal direttore Sabatini e trattati dal professor Garbellano, dal direttore Caldera, riguardano la demografia, il suo impatto, i talenti, non soltanto la fuga, ma anche la valorizzazione e quelli che sono inespressi tuttora nei nostri territori, in Italia, nel nord-est, nel nord-ovest, in generale nella penisola. E poi le capacità relazionali, il networking e tutta una serie di competenze manageriali e di aspettative, soprattutto di formazione in tema manageriale, che i giovani oggi desiderano e si aspettano. Allora, condivido lo schermo, vi chiedo conferma della visione delle slide. Mi confermate di vedere le slide, cortesemente? Sì. Perfetto, grazie mille. Allora, parto subito da una domanda, cioè quanti saranno i manager di domani? È una domanda che non ha una risposta precisa, chiaramente stime e previsioni non sono in grado di fornire un numero esatto, però ci sono dei trend, dei movimenti, dei fenomeni che sicuramente permettono di dire che il bacino di potenziali manager si sta stringendo. Ecco, queste due linee spezzettate con le palline colorate in mezzo vogliono definire proprio questo, cioè l'impatto demografico sul numero di giovani residenti è definito dal colore blu. Quindi vediamo come è passato dai 13 milioni di 20 anni fa ai poco meno di 10 oggi, 9 addirittura oggi, in tendenza assolutamente opposta a quella delle cancellazioni, quindi dell'immigrazione giovanile degli ultimi 10-12 anni, che ormai vede flussi all'incirca attorno ai 60.000 giovani all'anno. Come vedremo, in realtà il problema non è tanto quanti si muovono e si trasferiscono all'estero, ma quanti non ne arrivano, perché come vedremo non si potrà parlare di brain circulation, ma purtroppo di flusso unidirezionale. Ecco, un dato interessante è questo, cioè tra i giovani che sono stati oggetto del nostro campione nelle nostre ricerche recenti, emerge come la quota di dirigenti e imprenditori sul totale dei lavoratori sia doppia rispetto a quelli presenti invece tuttora nelle nostre regioni. Il campione, bisogna ammettere, non è esattamente comparabile, però da un lato si tratta di cittadini solo italiani, dall'altro più giovani. Quindi comunque si può subito notare che la propensione a espatriare è più elevata tra quelli che si aspettano di diventare o desiderano intraprendere una carriera dirigenziale e manageriale. Questo è un dato interessante e si unisce al fatto che coloro che arrivano nel nostro paese, i giovani in arrivo e in entrata nel nostro paese, che sono numericamente tanti, provengono però da paesi spesso extraeuropei che non sono in grado di fornire lo stesso livello di istruzione, di competenze che invece vengono forniti dalle nostre università o dal nostro sistema educativo in generale. Inoltre, il bacino di laureati da cui spesso si attingono alcune delle migliori competenze, non per forza un manager è laureato assolutamente, però alcune competenze, alcune capacità vengono espressamente ed esplicitamente formate e
trattate proprio con i titoli terziari, laurea in particolare. E in questo senso l'Italia purtroppo è una o due distanze indietro rispetto alla media europea e ad altri paesi principali dell'UE come Francia e Spagna, che addirittura la superano un laureato su due, un giovane su due per quanto riguarda quelli con il titolo di studio terziario, che da noi si legge laurea. Di conseguenza, riassumendo queste prime due slide, il bacino si restringe e di conseguenza la difficoltà di reperire certi profili va invece ad aumentare. Come dimostrato da fonti Excel, Union Camere, piuttosto che dalle nostre ricerche interne, la difficoltà nel reperire dirigenti e manager è inferiore rispetto a quella che riguarda invece profili tecnici, specializzati, professionisti intellettuali, ma è pur sempre in aumento. Infatti vediamo che dai primi numeri collegati sulla barra in tonalità di azzurro, le prime due motivazioni che riguardano la difficoltà di reperimento sono il ridotto numero di candidati, appunto il bacino di potenziali candidati si restringe, poi l'inadeguatezza. Ci sono infine dei trend, tre trend in particolare, accanto a quello demografico, da tenere sott'occhio, perché andranno a definire più o meno quelle che sarà l'evoluzione del numero. In questo caso stiamo parlando di numero, non di qualità, di aspetto quantitativo di manager e di dirigenti. Ecco, prima fra tutte la demografia delle imprese. Come sappiamo, purtroppo ormai da diverso tempo il numero di imprese, di aziende nel nostro territorio è in diminuzione, e questo è un problema in molte situazioni, anche in questa. Vi sono anzi però due fattori, due elementi che vanno in direzione opposta, quindi possono fornire un sostegno in questo senso. E il primo è il pur contenuto aumento della dimensione media delle imprese, mentre il secondo è la crescente attenzione proprio ai temi manageriali, di formazione e quant'altro. Quindi questi trend sono da tenere sott'occhio, perché in base alla loro evoluzione potrebbero aiutare a rispondere alla domanda: quanti manager servono e quanti ce ne saranno. Mi muovo adesso alla seconda parte, perché quella è relativa a cosa i giovani si aspettano dalla formazione, specialmente quelli ovviamente che desiderano intraprendere una carriera manageriale o dirigenziale. Beh, innanzitutto c'è da partire dall'importanza che i giovani attribuiscono alla formazione. Vediamo questi due valori che provengono direttamente dalle nostre ricerche e riguardano l'importanza espressa in una scala da 1 a 5, insomma, come tipo voti scolastici, un po' bassi in questo caso, ma riguardanti la crescita delle competenze, l'interesse per la crescita delle competenze, valutato come importanza 4 su 5, quindi assolutamente elevata, e il coinvolgimento, la voce intera era coinvolgimento dei collaboratori nelle scelte di lavoro, all'incirca altrettanto importante, con un punteggio di 3,7 su 5, quindi in sostanza, al di là dei singoli valori, il messaggio è che i giovani si interessano molto alla crescita delle loro competenze, alla formazione, e desiderano essere coinvolti, assumere responsabilità, essendo coscienti, si spera, quantomeno, dei relativi rischi che stanno dietro. Quindi tutt'altro che voler essere lasciati fuori, vogliono essere formati ed essere parte integrante dello sviluppo dei soggetti economici, delle nostre imprese e delle nostre aziende. D'altro canto, dall'altro lato, vediamo come l'attenzione per un determinato tipo di competenze sta aumentando. Allora, è assolutamente essenziale, e in questo senso mi accodo assolutamente a quanto è stato detto riguardo alle competenze trasversali, le soft skills, le capacità relazionali, perché sono e saranno ancora di più centrali e importanti nei prossimi anni, in futuro e in questi anni stessi. C'è da evidenziare in addition, quindi ulteriormente, l'aumento della richiesta delle competenze digitali. Ecco, questo non è un fenomeno che nasce dal nulla. Si è già introdotto, si è già parlato del tema dell'intelligenza artificiale, quali saranno poi effettivamente gli impatti, gli effetti sulla disponibilità di lavoratori, sul loro utilizzo, sulla loro utilità. Non si sa, sta di fatto che per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, almeno personalmente non vedo una via di mezzo. Ecco, o si
riesce a sfruttare, a prendere a proprio vantaggio, utilizzare a proprio vantaggio l'intelligenza artificiale stessa, quindi dotandosi di competenze e di conoscenza sostanzialmente delle capacità che l'intelligenza artificiale ha, altrimenti si rimane indietro in tutti i ruoli, manageriali e non manageriali. Allora, al di là degli articoli di giornale, molte grandi ditte, grandi imprese internazionali stanno valutando se effettivamente sostituire almeno parti del lavoro tuttora svolto non soltanto da tecnici, ma anche magari da manager operativi della fascia operativa più che strategica, con effettivamente delle applicazioni di intelligenza artificiale. Quindi al di là dei singoli titoli di giornale, allarmisti o meno, la questione è che, a mio avviso, usare l'intelligenza artificiale non potrà che essere l'unica soluzione per coloro che non vorranno rimanere indietro. Non potrà esistere, a mio avviso, una neutralità in questo senso. E giungo così, riavvolgendo il nastro, a quelli che potrebbero essere 4 componenti chiave richieste alla formazione di oggi, soprattutto ancora prima che di domani, da parte dei giovani e in generale dai fenomeni, dai trend che stiamo vivendo. Allora, direttamente dai sondaggi di prima e dal generale interesse dei giovani, attenzione alla collaborazione. Si diceva benissimo, networking e capacità relazionali, in questo senso implementate proprio dalla collaborazione, non vedo termine più esauriente di questo, cioè essere coinvolti con i relativi rischi, le relative responsabilità nelle scelte di lavoro. È richiesto anche un'attenzione in generale alla capacità di includere, e in questo senso anche il tema femminile della questione di genere torna in campo, per migliorare e gestire quella che è la conciliazione, che però lascio momentaneamente all'ultimo punto. Vi è poi l'essenziale e davvero pratica, davvero concreta tematica della gestione del turnover, perché conosciamo bene come oggi i giovani abbiano un desiderio di cambiamento continuo e anche abbastanza repentino rispetto ai canoni che abbiamo visto fino ad oggi. Quindi dopo pochi anni, poco tempo in generale, scelgono apparentemente senza motivo di cambiare posto di lavoro, e questo genera inevitabilmente dei problemi, delle frizioni nella gestione, nell'efficienza del personale delle nostre imprese. Quindi gestire il turnover sarà qualcosa che sicuramente i giovani richiedono alla formazione per diventare manager, per poter dunque rendere più efficienti, più plug and play, sarebbe il termine tecnico, questi movimenti, questi flussi che hanno spesso appunto sono spesso di breve periodo. Capacità di previsione. Ecco, in un mondo che cambia rapidamente, non sono certo il primo a dirlo sotto molti aspetti, avere una spiccata capacità di previsione, avere e vedersi formata una capacità di previsione, non può che permettere di cavalcare il cambiamento, tra i quali quello dell'intelligenza artificiale, come dicevo prima, tema ovviamente centrale, oggi così come domani. Non però solo in tema tecnologico, innovativo, in generale avere la capacità di previsione non potrà che avvantaggiare nelle scelte manageriali e di sviluppo delle varie traiettorie dell'impresa, piuttosto che di quelle relative alla formazione stessa. Quindi avere capacità, essere formati per quanto riguarda la capacità di prevedere i cambiamenti, permetterà di avere al tempo successivo una formazione ancora migliore. Quindi sarà un circolo virtuoso in questo senso. Vengo infine a quello che è l'importantissimo tema della gestione dello stress, detta proprio in termini pacifici. Allora, soprattutto dal dopo pandemia, ma non solo, si è notato come specialmente i giovani, ma in generale i lavoratori, siano diventati più sensibili a quello che è lo stress, anche l'ansia, è un tema molto molto rilevante tra i giovani, che tra l'altro viene trattato, devo dire, poco dal mio punto di vista. Queste tematiche hanno fatto sì che cambiasse completamente il paradigma del posto di lavoro, passando da un sistema, da un modello che prevede una presenza costante, anche fisica, in ufficio, a un modello invece
chiamato più di conciliazione tra vita lavorativa e vita privata, e questa è una tematica davvero centrale, perché si interseca non soltanto con quella che è la sfera manageriale e di impresa, ma anche con tutto ciò che riguarda, per esempio, la demografia. Perché chiaramente una coppia, e purtroppo oggi in parte maggiore la donna, dico purtroppo, lo sottolineo, sentono davvero di più la questione della conciliazione come un elemento impattante nella scelta di avere uno o più figli. Questo è un tema centrale, e ragionare e trovare soluzioni anche manageriali attorno a questo tema, quindi proprio come gestire il lavoro concreto, fisico delle persone in fatto di conciliazione dei tempi di vita, è richiestissimo dai giovani, e di conseguenza mi viene da dire i futuri manager, quelli che attualmente lo vorrebbero diventare, quantomeno, richiedono di avere tale formazione, di saperla gestire, dal momento che loro stessi la desiderano. Ecco, è proprio con questo tema finale, con questo tema trasversale ai vari fenomeni, demografia, crollo demografico, sviluppo dei servizi e delle competenze manageriali, che io colgo l'occasione per salutarvi, per ringraziarvi e rimanere disponibile assolutamente per qualsiasi dubbio, domanda o curiosità e spunto. Grazie mille. Lorenzo, ti faccio io una domanda, perché Volentieri. la presentazione mi ha stimolato, è stata molto interessante. Volentieri. E la Grazie. domanda è questa, cioè rispetto, è verissimo che le richieste dei giovani di adesso sono diverse, però, e quindi di fatto ci sia, diciamo, una richiesta di maggior conciliazione tra lavoro e vita privata, che ci siano, diciamo, maggiore flessibilità, che ci sia la possibilità di uno smart working molto esteso, eccetera. La domanda è quanto questo tipo di modello possa essere applicato in organizzazioni che non siano sostanzialmente strutturate, nel senso che procedurizzate, nel senso che, insomma, per capirci, insomma, se questa cosa viene fatta in una banca, la banca comunque vive di procedure e quindi la cosa è comunque customizzata. Se la provi a fare in una piccola impresa, anche guardando la nostra realtà, ma possiamo anche andare in tante altre, la cosa diventa molto più difficile. Quindi ho l'impressione che la dimensione sia un ulteriore fattore non attrattivo di questo, rispetto a questo che è un trend che io condivido assolutamente. Questa è la mia sensazione, ma magari sbaglio. Beh, certo, in questo senso sicuramente la competenza manageriale che potrebbe essere utile è quella, a mio avviso, di riuscire a relazionarsi non soltanto con il pubblico, in questo caso il ruolo dei servizi è essenziale. Ragionavo qualche tempo fa con un titolare di una piccola impresa che gestiva dei torni, faceva lavorazioni metalmeccaniche, diceva sì, io chiaramente, innanzitutto è manifatturiera, quindi non posso utilizzare il tornio in smart working con Zoom, naturalmente, ma al di là di quello, diceva banalmente, avere per me una maternità o una paternità, si spera, è un problema, e come negarlo assolutamente. E in quello poco ci si può fare. Ma ad esempio, per quanto riguarda la gestione successiva della prole, ecco, in quel caso creare una rete di imprese, come era stato fatto nel Polesine, dove sono stato qualche mese fa, per dei nidi aziendali, piuttosto che semplicemente fornire uno stimolo in più al pubblico per poter effettivamente magari aprirne nuovi. In questo senso parlo di asili, di scuole, piuttosto che servizi di mobilità, potrebbe essere sicuramente qualcosa di più. E dunque la competenza, in questo caso manageriale, potrebbe proprio essere la capacità di relazionarci con il pubblico, per fare, con l'ente pubblico sto parlando, per far sentire la propria urgenza, la propria attenzione a questo tema, no? Possibile, no, non semplice, non No, semplice. assolutamente, Perché assolutamente. mettere insieme anche in progetti, diciamo, in progetti condivisi una serie di piccole imprese non è così, non è sempre così No, semplice. certo. Poi, chiaramente. È abbastanza evidente. Grazie mille intanto allora del contributo. Grazie a voi. Mentre aspettiamo il presidente Bodini, scusate, Gabriella, ci sei? Sì. E allora ti chiedo una prima sintesi di tutto quello che abbiamo sentito, qualche minuto, e poi il Presidente chiude i lavori, fra 5 minuti si collega. Quindi, perfetto, perché io sono andata molto veloce all'inizio, quindi certo, mi permetti anche di per quello. alcune questioni che forse meritavano anche, diciamo, qualche secondo in più, no? Nel senso che
mi sembra che anche da questi interventi, no? Sia del professor Garbellano, ma anche di Caldiera, e quest'ultime prospettive presentate poi con dei dati, ovviamente, da un giovane, mi sembra che ovviamente tutto questo è assolutamente compreso, no? In dei trend che devono essere supportati, però io ho ancora, lo sai, il mio pallino sull'innovazione, no? E di quanto appunto il fattore conoscenza, ribadisco questo, no? Perché il titolo della nostra ricerca era quella di tentare di vedere come nella manifattura avanzata, no? Che è in questo periodo, no? Il nostro focus non solo di osservazione, ma anche di accompagnamento ad agire dentro gli ecosistemi dell'innovazione, e qui tutto il tuo grandissimo lavoro, no? Diciamo, della formazione delle reti di innovazione regionale e del mettere assieme soggetti che per moltissimo tempo non sono stati insieme, no? L'università, l'impresa, alcune società di consulenza, diciamo, ad alta intensità di innovazione, eccetera. Secondo me c'è ancora la necessità di approfondire le modalità di andare a creare dei legami più solidi e dei flussi di trasferimento, ripeto, non soltanto di tecnologia, ma anche di conoscenza verso queste aziende che sono più attente e che possono però trainare anche le altre, no? Perché sappiamo benissimo che le nostre aziende poi sono quasi tutte lavorano in supply chain, e quindi quando traina, diciamo, la capofila si porta dietro, no? Tutto un processo di innovazione più o meno esplicita o implicita delle altre aziende. Perché appunto ribadisco questo concetto di trasferimento non soltanto tecnologico, ma anche di conoscenza? Perché se appunto nelle imprese si eleva quel grado, diciamo, di capacità di analisi, e quindi non solo di individuazione di problemi concreti e di tecnologie che ci servono per fare il nuovo prodotto, ma di elaborazione di quello che potrebbe essere la prospettiva dell'innovazione, e quindi di un nuovo posizionamento dell'azienda. Beh, insomma, abbiamo esempi eccellenti, no? Cito per tutti Officina Stellare, Giovanni Del Lago, che è stato con noi anche nel laboratorio al QOA. Beh, loro mettono molto bene in evidenza questa necessità di creare, mi verrebbe quasi dire, una supply chain basata più sui processi di conoscenza che non solo di tecnologia. Ecco, io sottolineerei, mi preme molto, no? Sottolineare questi fattori, anche perché quel dato che a me personalmente ha molto sorpreso, ma poi razionalizzando, no? Qual è la struttura, diciamo, la struttura delle risorse umane che ci sono nelle nostre aziende, mi tornava, nel senso che avete visto che nel grafico della formazione del PIL della Regione Veneto concorrono i salari, gli stipendi dei dipendenti che hanno in media, diciamo, un valore inferiore ad altre regioni italiane, tipo appunto la Lombardia, abbiamo visto la provincia di Bolzano, eccetera, eccetera. E questo, secondo me, è ancora una volta un indicatore che segna il posizionamento delle nostre aziende più sul processo produttivo che non sul processo appunto di avanzamento diciamo, in quei settori, in quelle nicchie e diciamo in quelle specializzazioni che un po' stiamo intravedendo esattamente nelle reti di innovazione regionale. E quindi io questi tipi di fattori mi piacerebbe molto, no? Che si riuscissero anche
a condividere intanto per vedere se questa nostra lettura è attendibile. Sono molto felice che al prossimo incontro che faremo al CUOA ci saranno anche dei professori universitari di lunga data, no? Che conoscono molto bene qual è stata l'evoluzione della manifattura del Veneto, e insieme con loro capire appunto se questa filiera della conoscenza può essere maggiormente esplicitata, maggiormente resa anche, come si dice, nota, no? Nelle persone e nei contenuti della conoscenza che hanno disponibile, in modo che poi per le aziende sia anche più facile identificare con chi e come possono collaborare. Ecco, io questa nota mi sentivo di fare, perché è stata forse una delle caratteristiche di questa ricerca, in cui appunto abbiamo voluto sottolineare non soltanto il valore del trasferimento tecnologico, ma anche quelli appunto dei saperi, no? Che possono derivare soltanto però da collaborazioni di una supply chain molto evoluta e che non è così forte in Veneto come in altre regioni. E di supply chain che stanno formandosi, quindi ancora più difficili da Le individuare, reti. perché noi che stiamo seguendo, adesso per parlare di quelle più innovative, la rete aerospace, la rete del future farming e la rete dell'idrogeno, lì tante aziende ti dicono come faccio a entrare in questa filiera, perché non ci sono, diciamo, non c'è una conoscenza sedimentata, per cui sai che se fai quello sei là dentro. Quindi ancora a maggior ragione, sono d'accordo con te, è un tema di competenze manageriali e di nuovo e di sapere come muoversi a che campanelli suonare, dove inserirsi, perché non è una cosa, cioè non è scontato, sta succedendo per molte aziende per la primissima volta dopo che sono state per anni nella stessa supply chain. Questo è il tema. Sì, anche acquisire dei nuovi linguaggi che non sono Certo. ancora Certo. Con tutto quello che comporta entrare dentro a nella ste robe. consuetudine. Assolutamente. Grazie Gabriella, grazie dell'intervento. Mi dicono che c'è il presidente Bodini. Eccomi, sono in una Presidente, zona, buonasera a tutti, sono in una Presidente, zona un grazie po' mille. rumorosa, Sì, so ma che è in condizioni precarie. Comunque, grazie mille quindi per la una cosa veloce, Grazie. quindi tema manifattura avanzata è un tema suggerito da Confindustria e Federmanager, perché è necessario sviluppare quelle competenze in questo nuovo contesto di opportunità. Quindi la creazione di questi ecosistemi. Abbiamo deciso di finanziarlo proprio perché è importante, sia soprattutto per le PMI del Veneto, ma comunque è un progetto scalabile. È importante la conoscenza di queste nuove metodologie nell'ambito degli ecosistemi, nell'ambito della supply chain, attraverso le sue forme, come si discuteva adesso, proprio in ottica di crescita delle aziende e di aumento della competitività. Richiede tutto questo un cambiamento culturale, un cambiamento forte, soprattutto anche nella discussione del panel precedente. Il problema pubblico-privato, le difficoltà a volte che le aziende trovano a colloquiare con le università, con i centri di ricerca, ma non vedo altre possibilità se non di sviluppare queste collaborazioni, anche perché devo dire che più volte ho guardato gli esempi americani, sono nati molto prima, ma tante aziende si sono sviluppate proprio utilizzando queste leve e magari sviluppando attraverso incubatori o attraverso start-up l'innovazione tecnologica dall'esterno, eliminando tutti quei silos tipici delle aziende. Chiaro che questi strumenti sono ben conosciuti dalle grandi aziende, dalla PMI molto meno, e quindi c'è necessario di fare quello sviluppo culturale per aprire questa nuova possibilità, e definisco opportunità, con i centri di ricerca, con le università, sempre in un'ottica di open innovation e soprattutto anche nell'ottica di questa imprenditorialità partendo dagli incubatori. E per quanto riguarda
i gruppi, ho visto la volta scorsa i partecipanti, oggi purtroppo sono stato impegnato in un altro evento, ma è importante costruire, come dicevo anche col direttore Miotto, una community che vada al di là di questa iniziativa che abbiamo finanziato, ma che comunque c'è un rapporto particolare con Confindustria Veneto. Abbiamo fatto per esempio l'iniziativa, quella sull'industria dell'idrogeno e dello spazio, che ha destato molto interesse. Quindi costruire una comunità, tra l'altro abbiamo la possibilità di trovarci in una bella location, quali qua, e quindi ci vediamo venerdì. Quello che vi dico, ci vediamo venerdì, mi farà piacere conoscervi, ma soprattutto personalmente, ma soprattutto avere un feedback su queste iniziative, che sono un po' pionieristiche, vi devo dire, in questa forma, ma che consentono di costruire quella community di manager e imprenditori che esce un po' dal normale seminato e che vede un po' oltre. E quindi è per questo, ripeto, che abbiamo finanziato l'iniziativa. Con SIR c'è un rapporto consolidato e quindi se siamo un bel gruppo finalmente riusciamo a conoscerci di persona e di costruire una serie di relazioni che secondo me non sono altro che delle fantastiche opportunità. Quindi buon lavoro e a venerdì pomeriggio. Grazie. Grazie mille Grazie. Presidente. Beh, allora Saluto. grazie a tutti, appunto lo ha detto il Presidente, ma lo ribadisco io. L'appuntamento prossimo è stavolta in presenza proprio per esercitare l'arte del networking che ovviamente questi incontri online non consentono, e quindi il prossimo venerdì alle ore 16 presso la Fondazione Quoa si terrà l'evento finale di questa ricerca e con appunto un momento poi di networking successivo, e ovviamente siete tutti con piacere invitati. Io ringrazio Fondirigenti, ringrazio tutti i relatori e vi do appuntamento venerdì prossimo. Grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Arrivederci a tutti.